Risiriderà il treno non ha risiriderà Rosari dei e il gallese lombardo si somigliano moltissimo da questo punto di vista, dal punto di vista della varietà. Per esempio, il verbo andare in gallese a nord si dice mund o mund, a sud si dice mind, tre pronunce diverse della stessa parola. È come quello che dice alpa, ulpa, alpan. Non è che ci sia quella grande differenza. Il seme è quello, però uno ci attacca una cosa un po' di qua, l'altro tira via un po' di là, però è la stessa parola. In Galles c'è più una soluzione per queste cose. In Galles hanno adottato una colonia ortografica unitaria, che a mio avviso è un metodo intelligentissimo. Ce ne sono altri che magari funzionano, io parlo di quello che sta più vicino a me, però riconosco che ce ne sono altri. La variazione U, E, I è trascritta con la Y. Quindi tutti scrivono MYND, tutto il Galles, però poi ognuno lo pronuncia in modo suo. C'è quello che pronuncia Mund, quello che pronuncia Mind, quello che pronuncia Mund. Ma quando lo scrivono in maniera uguale, mantenendo la pronuncia locale nel parlato. Quindi quando io leggo una cosa scritta non devo pensare ma chissà com'è che la pronuncia da Milano, perché questo qui è milanese, chissà come. C'è un sistema che lo scritto è uguale per tutti, il parlato no, ognuno parla a modo suo. E quando Al-Gias ha fatto la presentazione io non ho perso neanche una parola, qui sono da Pavia, non ho perso neanche una parola. So che lui quando dice adesso mi viene in mente una parola, ma quando dice una parola che sia Shinu, per me è ci vuole un secondo a fare il trasloco fra una cosa e l'altra. Quando tu dici al Pirelù, io so che tu vuol dire il Pirelù. non è tu la dici così, io la dico così, però se avessimo un sistema unico per scriverlo, io posso scrivere un documento ufficiale che può girare tutta la Lombardia e tutti lo capiscono e tutti lo leggono nel loro modo di leggere, non forzo nessuno a leggere in modo diverso. E questo a mio avviso è una soluzione molto intelligente, è la soluzione che ho usato in Galles. Un esempio che si può fare, prima di tutto sì, ha due benefici. Primo, raggruppa tutte le varietà sotto un'unica lingua regionale, che è quella alla quale può venire dato la protezione, l'ufficialità, usata nei media, nell'editoria, nell'amministrazione, eccetera. Secondo, i dialetti locali rimangono protetti. Un'altra cosa che i dialettologi, così si chiamano loro, non è una parolaccia che ho inventato io, dicono ma se facciamo la lingua regionale poi parliamo tutti uguali, poi si perdono i dialetti. Non è vero, perché se si ha un sistema. Certo, se io dico da domani tutti parlano e scrivono bergamasco e il bergamasco diventa lombardo, è logico, o il torinese, ecco. Ma se noi abbiamo un sistema che permette di mantenere la varietà, scriviamo uguale o usiamo, nel caso del piemontese è una situazione leggermente diversa, ma hanno almeno un alfabeto uguale, anche se hanno una colonia ortografica hanno un alfabeto che potrebbe estendersi e molti a giusta ragione vorrebbero si estendesse. Poi nel parlato si mantiene la diversità. E la Catalogna ha fatto così, il Galles fa così, e i gallesi del nord sanno benissimo che questa parola io la capisco ma non la uso, e viceversa, come sappiamo noi in italiano. Se io vedo uno scritto che dice ho mangiato il cocomero, so benissimo cosa voglio dire. Ho mangiato il cocomero e mi piace assai, so benissimo cosa vuol dire, ma io non dirò mai ho mangiato il cocomero e mi piace assai. Io dirò ho mangiato la Liguria e mi piace molto. Però capisco lo stesso, non è che queste due cose mi mandano in una crisi epilettica, si può benissimo capire, sapendo che in certe zone ci sono parole leggermente diverse, come c'è Gnaros, c'è Bagai, però non sono migliaia, si parla di un paio di dozzine di parole, poi la gente usa gli esempi che li prende specificamente, che sono sempre una manciata di parole. Una soluzione di questo tipo, a mio avviso, potrebbe benissimo essere usata per il lombardo, principalmente per la situazione est-ovest, che sappiamo che ci sono varietà, e un metodo per farlo, questo è tanto per darvi un'idea di come potrebbe funzionare. La parola mazzo, che era pronunciata in quasi tutta la Lombardia Maz, fino a qualche centinaio d'anni fa, adesso Maz è una minoranza, la maggior parte della Lombardia la pronuncia Mas, e penso che anche qui in Berna. Sì, Maz de Fiur, bravo. Invece il Val d'Esfros direbbe Maz de Fiur, giusto? È ovvio che non si tratta di parole diverse, Maz e Mas è la stessa parola, però con pronunce diverse da una zona all'altra, come potrebbe essere appunto l'esempio prima in gallese di Min, Lund e Men. Un modo per affrontare questo, per esempio, potrebbe essere sul modello della colonia ortografica usare la Z etimologica. Tutti scrivono così, MAZ, ma poi ognuno pronuncerà secondo la propria idea locale. Io pronuncerò Mas, uno di Como pronuncerà Maz, Bergamasco pronuncerà Maz. È un esempio, non sto dicendo che questa è la soluzione, però è un esempio di come si potrebbe raccogliere, e sono sicuro che
conosco la situazione piemontese e so che loro hanno una soluzione diversa, sono più fortunati, c'è già un sistema in movimento, noi invece dobbiamo ancora inventarlo da zero. E poi penso che il Brasca ne parlerà dopo sul suo intervento sulla colonia ortografica che lui ha presentato per il suo lavoro artistico, che potrebbe benissimo a mio avviso essere estesa anche a livello più amministrativo. È un modo per dimostrare che le parole hanno una pronuncia diversa, è una cosa normale, le parole cambiano da una famiglia all'altra, mio padre e mia madre non parlano esattamente uguale, io non parlo esattamente uguale a loro, e questo non è un ostacolo, è normale, esiste dappertutto. Se volete portare a casa un solo messaggio oggi da questa mezz'ora, portate a casa un messaggio. Non è vero che l'Italia è speciale, le lingue regionali cambiano dappertutto, non siamo un caso speciale, è così dappertutto, o perlomeno nella ventina di lingue che conosco io. Non le parlo, però conosco le situazioni. E dico che a me piace questa soluzione perché secondo me si potrebbe avere l'uovo e la gallina. Da un canto si avrà un modo per scrivere che si chiama la lingua regionale, il lombardo regionale, il siciliano regionale, quello che è. Parlo di lombardo perché quando si fanno quando si danno questi consigli penso bisognerebbe stare all'interno della propria situazione, non andare a dare consigli agli altri. Però secondo me sarebbe utile nel caso lombardo. Si avrà un modo di scrivere che può essere chiamato la lingua regionale lombarda, che la Lombardia come situazione amministrativa potrebbe farsi carico. Dall'altro c'è una democrazia linguistica, ognuno pronuncia il suo modo, non c'è il predominio di una lingua. Alcuni dicono come si fa il lombardo ufficiale, allora parliamo tutti milanese. No, scriviamo tutti uguali e ognuno parla il suo modo. E ripeto, io non ho avuto nessun problema a capire quello che ha detto Giancarlo, non ho nessun problema a capire quello che dice il Brasca, quando sono andato in Ticino non ho avuto nessun problema a capire i ticinesi. Qualche parola qua e là, ma quello, ripeto, è normale. È possibile. L'hanno fatto in Galles, l'hanno fatto in Catalogna, è possibile. La trasformazione è possibile, però il bellenismo esiste già nella mente di noi lombardi. Noi sappiamo già, ripeto, che quella roba qui la si chiama bicchiere, ma anche bicchiere o bicchiere. Esiste già nella nostra mente. Tutto sta a tirarla fuori dall'armadio, spolverarla un po' e dire ce l'abbiamo già, è qua. Come hanno fatto i gallesi, dove adesso le strade hanno due nomi. E per non negare questa ricchezza alle nuove generazioni ci sono, come ho detto, c'è una cosa importantissima che è ridare dignità alle lingue locali. E forse, una parentesi piccolissima, un modo per ridare dignità è fare pressione su due fronti, dall'alto e dal basso, ovvero chiedere l'adeguato riconoscimento ai rappresentanti politici, quindi cercare che la situazione lavori dall'alto, ma anche dal basso, ovviamente. A casa, in una situazione di tutti i giorni, riscoprire l'importanza di parlare lombardo con le generazioni nuove, con i giovani. Grazie. Le lingue. Poi c'è il bialfabetismo, che è un'altra cosa, saper parlare e saper scrivere in due lingue. Noi sappiamo parlare in due lingue e sappiamo scrivere in una. Ci hanno mantenuto analfabeti in una delle due lingue, che è un altro modo per scoraggiarci, per dare all'altra lingua un valore più basso. E non è solo scritta, solo parlata perché è nata così, è solo parlata per decisioni politiche di non farla entrare nei media, non farla entrare in certe situazioni dove la gente non la scriveva. E anche l'italiano era solo parlato. La lingua parlata è naturale, la lingua scritta per definizione è artificiale. Non c'è nessuna lingua che nasce scritta. Per definizione la lingua scritta uno deve sedersi e dire come scrivo questa cosa. La lingua parlata un bambino a 2 anni la parla. Quindi sono d'accordo che è soltanto parlata, ma è sempre parte della stessa situazione politica che, oltre a dirci non parlare così con il figlio, per omissione non ci hanno alfabetizzato nelle due lingue, ci hanno alfabetizzato in una sola. E questa è la situazione del Galles, è uguale. La situazione del Galles fino a 30 anni, no 30, magari 50, se arriva nelle miniere di carbone, tutti i segnali erano tutti in inglese. Poi, perché molta gente non sapeva leggere né uno né l'altro, arrivava il capo e diceva no, questa qui è una cosa importante, devo dirla in gallese, in caso non capisca l'inglese. Però le cose scritte erano tutte in inglese, quindi mantenere un popolo alfabetizzato solo in una lingua è un altro modo per dire l'altra non conta niente. A mio avviso la situazione è... Che era la diglossia e il divide et impera. Vai Joan. Seconda firma? La domanda semplice. Allora, la prendo un po' lontana. Da una parte è ormai accertato che i vantaggi si sviluppano già in utero, quindi già in embrione.
Un bambino, Prima del primo sì, giorno. un feto verso i 6 anni sa già riconoscere le 2 lingue parlate dal padre e dalla madre rispetto a una lingua che non ha mai sentito. Quindi 6 giorni. 6 mesi. ho detto 6 anni. 6 anni. Sì, un feto di 6 anni può, è un po' grande. Perdono, volevo dire 6 mesi. No. Un feto di 6 mesi sa già riconoscere che la lingua del padre e della madre rispetto alle lingue altre. L'importante è, come detto, la full immersion, e insieme alla full immersion quello che chiamano bilinguismo simultaneo. È per quello che l'idea dell'inglese è un falso dilemma, perché se io l'inglese lo parlo 2 ore a scuola non è un bilinguismo simultaneo. Ci sono vari numeri che galleggiano in giro per gli iscritti accademici, però non c'è un consenso. La gente parla molto dei 6-7 anni, comincia ad essere una curva che va in giù. Ci sono grafici che mostrano che fino ai 6 e mezzo poi la coda comincia a scendere, e poi la pubertà è quando si chiude il cancello, e se ci sei, se no parli con un accento per tutta la vita. Poi, per carità, tanto di cappello a coloro che imparano una seconda lingua, però è una cosa della quale bisogna prendere coscienza. Mi tocca parlare a 24 anni, Posso provare a integrare un attimo questa risposta, perché è un libro che Agli 8 mesi, 9 mesi di età, sanno riconoscere tutti i suoni di tutte le lingue del mondo. Quindi si prende un bambino di 6 mesi e gli danno il succhiotto. Il bambino a quell'età, se si annoia, succhia più lentamente, se invece è eccitato, succhia più velocemente. Quindi se il bambino sta succhiando e uno gli fa buh, quello succhia più velocemente perché qualcosa è cambiato. Con questo sistema praticamente dicevano suoni al bambino: A, O, U, U, tutti i suoni delle lingue del mondo. E il bambino continuava ad incrementare la velocità del succhiotto, dimostrando che capisce che non è uguale a quello di prima. Se uno continua a dopo 4-5 volte il bambino rallenta a succhiare e dice: è sempre la solita suffa. Se uno cambia il suono, aumenta fino agli 8 mesi.